Giorno 7, buongiorno. Il piano per questa mattina è questo. Saliamo fino a Cavazzo Carnico. Lì ci raggiungeranno due miei amici con i quali faremo una camminata di 10 km che porta fino in alto ad un borgo chiamato Pusea. Eccoli! Lui invece è Artù. Oh, cazzo! Abbiamo un vincitore! Bravo Artù! Com'è bella? Col tuffo ho perso anche l'ultimo elastico, ne ho fatto uno d'emergenza. Ma tu hai mai visto una Agane? No. No? Mai. Giulia? Non me lo dico. Bella però, quindi questa è Pusea. Benvenuti a Pusea, terra d'incanto, nessuno la lascia senza rimpianto. Ma super attrezzati, organizzati. Left, retta, right, retta, bravo. Anti, bravo. Anti sta per antiorario? 4, nascondi, bravo. E niente, direi che oggi Artù è il protagonista. Comunque questa che ci ha fatto vedere si chiama Dog Dance. Adesso comunque torniamo giù e andiamo a vedere una forra. Ecco, salutati Giulia e Marco. Adesso andiamo a vedere la forra di Chianevate. Vai su, c'è la grotta, credo che sono del gufo, e lì entri dentro nei cunicoli. Entri di qua. Lo so, questa non è la forra, però mi hanno convinto a esplorarla. Da soli non è proprio bellissimo. Ed è così che inizia il secondo 1000 miglia horror. Eccoci, siamo usciti. E grande che mi ha dato il consiglio che senza quel signore non avrei neanche saputo dell'esistenza di questo posto.
Comunque neanche qua niente guriuz, probabilmente anche perché era una postazione militare, non è una grotta naturale, quindi non credo che si vadano a impelagare con queste storie. Prossima destinazione è il lago di Verzegnis, vediamo se là le becchiamo queste aganis e così poi torniamo a casa. E ci facciamo anche l'attagliamento ciclovia, non sapevo neanche che esistesse. E niente, oh, mi sa che non vediamo il lago di Verzegnis. Allora proseguiamo dritti e andiamo a nord verso Paularo, là secondo me la tradizione c'è ancora. Pausa al supermercato a comprare un elastico per capelli. Uno me ne serviva, uno, confezioni da 24. Guardate qua che razza di strada! E mica un'autostrada o uno stradone per andare, che ne so io, in una città, per andare a Paularo. E dietro la curva c'è un'altra salita. E il bello è che quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia, la vita. E come io, come un sisilot. Posti mai sentiti. Vai, abbiamo beccato la cascata di Salino. Bellissima, non sapevo neanche di questa l'esistenza. Ecco, vedete qua si può ancora andare in su. C'è di Seiso. Salino. Ecco, oggi ci siamo svegliati qua a Sonplago, vicino al lago di Cavazzo. Siamo saliti verso Cavazzo Carnico, dove abbiamo fatto l'anello di Pusea con Giulia e Marco. Poi abbiamo proseguito, superato Tolmezzo, continuato, girato a destra verso Paularo. Qui ci siamo fermati a Salino, dove c'è la cascata, e infine siamo arrivati qua. Bene, ho trovato il posto perfetto. Ci vediamo domani, buonanotte. Giorno 8 e sono le 8:08.